Ritorniamo a parlare di Agampora. Quando chiamava il suo amico Annona, diceva per telefono: Vitto, tieni i garibaldini a casa. Voi direte: chi sono questi garibaldini? Non sono i soldati di Garibaldi. Poiché all'epoca gli operai della società elettrica portavano un cappellino tipo garibaldino. Allora lui, per far capire che c'erano i tecnici a casa, che evidentemente gli volevano staccare la corrente perché poverino allora non poteva pagare, diceva: Vittorio, dai i garibaldini a casa. E quindi voleva significare che erano andati gli addetti a tagliare la corrente, come dicevo. Questo avvenne anche quando avvenne un altro fatto, quando andare a fare uno sfratto forzato. Vedete, nella storia è tutto questo contemplato, pubblicamente si può dire. E mentre portavano via i mobili, tutti i facchini con questi mobili, il camion del comune giù che andavano a caricare questi mobili sul camion, e lui non poté fare almeno, dice: portatevi i mobili, io non posso pagare. Poi gli venne un'idea, telefonò a un suo amico e riuscì ad ottenere un prestito, va bene? Quindi se io posso pagare, e tutti i mobili furono riportati un'altra volta a destinazione, e naturalmente lui interagiva con i creditori, autorizzando la SIAE a mandare loro tutti i proventi che gli spettavano come diritto d'autore. Comunque persona onestissima. La canzone della quale parlavo poc'anzi, che ha riscosso meno successo di Vierno, l'ascolteremo adesso. Si intitola A Porta. Autori De Gregorio e Agampora, la canta il simpatico della situazione, Flavio Fierro. Se mi vuoi bene, ma fammi favore, sta porta a chiave tu, che chiude a fa. Sti giri chiave sera, sto rumore, sapesse che tristezza che mi dà. No, non sta porta, basta l'aperto in mano. Chi dice che una sera con una scusa, una mano come prima votta trase, per me tornare a abbracciare. Sta porta a chiave in mano, non sarà. Povera mamma mia, che mala sorte, sta freve mia consuma pure a te. Io non ne levo l'occhia che la porta, tu non ne levi l'occhia quella a me. No, non anserrà, non anserrà sta porta, lascia l'aperto in mano. Chi dice che una sera con una scusa, una mano come prima votte trase, per me tornare abbracciare. Sta porta a chiave in mano, non anserrà. Chi dice che una sera con una scusa, una mano come prima votte trase, per me tornare abbracciare.
la porta a chiave in mano.